Questa settimana Zona Nuoto si trasferisce al Natatorium di Treviso, centro di riferimento non solo per la provincia della Marca, bensì per l'intera regione veneta. Parliamo di Memorial Dotto, torneo per rappresentative giovanili di nuoto, sincro, acquagol e salvamento giunto alla 6ª edizione, in memoria di Gianfranco Dotto. Questa è l'edizione numero 6 del Memorial Gianfranco Dotto, una manifestazione che è nata per ricordare una figura importante che è appunto quella del professor Gianfranco Dotto, grande uomo di carisma all'interno del Comitato Regionale Veneto e del CONI della provincia di Treviso. Per noi è un appuntamento importante perché il Trofeo Dotto è sicuramente un appuntamento a cui teniamo moltissimo, tutti noi della Federazione Nuoto, che ricordiamo con grande affetto e simpatia. Rappresenta per la nostra provincia, ma anche per tutta la regione, un modo per ricordare la figura di Gianfranco Dotto, che è stato un autentico divulgatore di tutte le discipline acquatiche. Ricordiamo appunto il nuoto, ma anche il nuoto sincronizzato, la pallanuoto. Lui era un grande promotore del nuoto e dello sport in generale per tutti, ma era particolarmente attaccato al settore giovanile, del quale è sempre stato grande promotore. Noi, per sottolineare la sua figura e il suo carisma, abbiamo pensato appunto di creare questa manifestazione dedicata ai giovani, una festa dello sport, ovviamente che coinvolge le nostre discipline acquatiche tutte. E se parliamo di settore giovanile e di promozione, occasione migliore non c'era per mettere assieme tutti, o meglio tutte le discipline giovanili praticate in acqua. Nella giornata di oggi abbiamo visto un torneo di acquagol, una pallanuoto giovanile, l'esibizione del nuoto sincronizzato sempre a livello giovanile, il nuoto propaganda per salvamento e le tradizionali gare di nuoto del settore esordienti. Il numero di atleti è sempre elevato e diciamo, si inserisce proprio a livello regionale per quanto riguarda l'attività di esordienti A e esordienti B, che terminano proprio in questo periodo il loro impegno. Ovviamente finisce la scuola e anche l'anno agonistico verso la fine. È un impegno che appunto da 6 anni a questa parte viene sempre con maggior entusiasmo sentito dagli atleti. Il pomeriggio è iniziato con le gare di acquagol, disciplina giovanile propedeutica alla pallanuoto. Oggi praticamente erano incontri all'italiana fra rappresentative provinciali. Si dovevano incontrare queste rappresentative, la vincitrice avrebbe vinto il trofeo. Ed il trofeo per quanto riguarda l'acquagol è andato alla rappresentativa di Rovigo. L'acquagol in Veneto è una disciplina in costante crescita sia dal punto di vista tecnico sia dei centri in cui si può praticare. Credo che il livello tecnico sia sicuramente aumentato nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, per il fatto che questo sport evidentemente sta prendendo più piede, se ne si parla di più, molti più ragazzi si avvicinano a questo sport e credo sia importante sia dal punto di vista della popolarità che se ne parli, ma anche proprio del livello tecnico che sicuramente è in aumento. E penso che l'impianto di Noale, ma anche quello di Mestre, di Plebiscito, di Padova e di Fiesso, anche la provincia di Vicenza fa un buon lavoro, quindi i punti sono parecchi, quindi c'è buona possibilità di andare avanti col lavoro. È sempre uno sport acquatico, quindi sempre ci si diverte con l'acqua, si gioca con l'acqua. L'unica cosa è che bisogna comunque avere il corpo fuori, la testa deve guardare sempre a pelo d'acqua, non ci si deve avere la testa sotto. È uno sport dove comprende sia il nuoto, sia attività come attività col pallone, diciamo, e le porte, quindi può comprendere anche il calcio. Tante regole sono del calcio, il calcio d'angolo, il calcio di rigore. Comunque è uno sport che comprende tutto il livello fisico. Questi appuntamenti servono ai ragazzi per acquisire entusiasmo e consapevolezza dell'avversario e migliorare il loro rapporto col gruppo e con le manifestazioni, quindi li ho visti entusiasti, li ho visti divertiti e sicuramente questo tipo di manifestazioni fanno bene all'acquagol e al nuoto, intesi come sport e come punti di ritrovo e di aggregazione. A seguire è stato il nuoto sincronizzato con una folta rappresentativa di Montebelluna, ma anche di altre piazze importanti del Veneto, a dare spettacolo, con le giovanissime atlete in vasca a ritmo di musica. È stata una giornata sicuramente molto piacevole, allegra, dove le ragazzine hanno potuto far vedere a tutto il Veneto quello che è questo sport e quello che loro fanno ogni giorno. Ne approfitto per salutare Paola Basso, che non è qui con noi perché è a Belgrado assieme alla nazionale juniores
per i campionati europei proprio all'interno dello staff delle allenatrici. Abbiamo visto le migliori atlete del Veneto, categoria esordienti A, quindi per intenderci anno 99, sono ragazzine molto giovani che però, siccome il sincrono è una disciplina giovane, è già da qualche anno che fanno sincronizzazione, infatti abbiamo visto che il loro livello è già abbastanza elevato. E tra loro c'era Enrica Piccoli che si è esibita nel singolo ed è stata medaglia d'argento ai campionati italiani di categoria, quindi il livello è sicuramente elevato. A loro non sembra neanche vero perché si sentono un po', diciamo, in gita, in vacanza, come è giusto che sia, nel senso che già in gara invece devono tenere dei regimi molto severi, molto stretti. Quando ci sono queste esibizioni si divertono proprio a fare quello che più gli piace, questo sport, ma proprio in maniera allegra e spensierata. Dopo il nuoto sincronizzato, spazio a salvamento e nuoto vero e proprio. Ma è del salvamento che vogliamo parlare, disciplina relativamente giovane che proprio al Natatorium di Treviso è di casa tutto l'anno. È una disciplina che noi cerchiamo di promuovere, anche pochi giorni fa si è svolta una gara di salvamento per agonisti, per cui non per storia propaganda, una gara proprio ufficiale, e noi cominciamo già dalle categorie giovanili a inserire il salvamento e anche lo applichiamo nella scuola nuoto, cerchiamo proprio di promuoverlo a livello di scuola nuoto, perché proprio il salvamento alla fine è forse lo scopo più importante del nuoto, perché può veramente salvare una vita a una persona, anche per persone che non fanno il nuoto agonistico ma persone che sono dei buoni nuotatori. Il salvamento coniuga tecnica natatoria e tecnica di recupero delle persone, tecnica di conoscenza di una canoa, tecnica del recupero di un manichino, tecnica di alcune specifiche al salvamento. È il normale vivere, le normali operazioni di un assistente bagnante codificate e regolamentate da un regolamento, per cui tutte quelle operazioni che un assistente bagnante fa al mare o in piscina, però regolamentate e organizzate da poter fare una gara, con tutte le sue difficoltà. Da un recupero in apnea, da recupero di una persona molto più pesante, da alcune capacità tecniche che ha un assistente bagnante. Penso che sia un evento bellissimo, avete visto la coreografia dell'impianto e tutte le squadre che hanno partecipato, molto numerose, poi il fatto proprio di rappresentare la provincia, far sentire anche i bambini uno spirito di gruppo un po' diverso dalla squadra locale della propria piscina. Chop a grade a blaze and I listen to the rhythm ya at home. Me inna me ears it a all and a pull me ya now. Kick hard and a shake and a shove me but so I and I no feel no pain. A dance all circles. Them a genius ya no Hercules. Them use them body work.